Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Seconda giornata del campionato di Serie B-Win al Braglia. Il Modena di Cristiano Bergodi cerca i primi punti di questa stagione ospitando l'ambizioso Bari di Vincenzo Torrente. Schiera dal primo minuto i due nuovi acquisti, vale a dire De Paula e De Falco. Canarini con Spezzani inizialmente preferito a Ciaramitaro, Greco e Bernacci. La coppia d'attacco fischia il signor Candussio di Cervignano del Friuli. Subito il Modena che si fa pericoloso dopo appena 70 secondi con questo sinistro dalla distanza provato proprio da Spezzani, pallone che termina a lato. Ancora il Modena prova a manovrare qui da solo di Gennaro, l'ex Battavino chiama alla parata Lamanna, sarà una delle poche del portiere del Bari nel corso del primo tempo. E il Bari che crea di più, l'ottimo scambio che porta al tiro Marotta, impegna in questo modo Caglioni che va a chiudere in calcio d'angolo. Siamo al 22esimo minuto. Modena che prova a giocare sul filo del fuorigioco, sale male la difesa del Bari e poi attenzione a questo tocco in area da parte di Borghese su Di Gennaro, protestano invano i giocatori del Modena, ci prova da lontano Rivaldo. Siamo al minuto 35, ancora una volta Caglioni va a chiudere in calcio d'angolo. Questa è la riproposizione con il destro a giro del numero 8 del Bari. 37esimo minuto, ancora Pugliesi in avanti, fa tutto bene Marotta, il suo diagonale però è debole, chiude sul primo palo il portiere del Modena. Con le immagini passiamo alla ripresa, cambia poco o nulla in attacco qui, attenzione a Forestieri, 1 minuto e 24 sul cronometro, va a puntare Carini, la sua conclusione, batte ancora una volta il portiere del Modena Caglioni, si lamenta Marotta in questo caso ben posizionato, lo ignora il top a Forestieri, vuole il destro, bene in questo caso il portiere del Modena, primo affondo sulla fascia mancina dell'ex Granata Garofalo, pesca bene dentro Marotta, non riesce a incrociare, a trovare lo specchio della porta l'attaccante del Bari. E allora un minuto dopo si fa vedere il Modena, succede di tutto nell'area di rigore pugliese, questa conclusione di Bernacci che termina alta sopra la traversa. Attenzione, minuto 20 nell'area di rigore del Bari, va giù Donati, si lamentano i giocatori pugliesi, andiamo a rivedere perché c'è una gomitata rifilata al centrocampista del Bari, vedete anche il suo richiamo inequivocabile alla panchina. Minuto 35 da fuori Di Gennaro, ci prova l'intervento facile e comodo di Lamanna, partita che sembra in qualche modo avviata verso 1-0-0, sarebbe il secondo consecutivo per il Bari, ma attenzione a Giglioli, subentrato 30 secondi prima proprio a Di Gennaro, colpisce in pieno la traversa. Siamo al 90esimo, sembra finita al 94esimo, estrae il coniglio dal cilindro Andrea De Falco, appena arrivato, prima partita con la maglia del Bari, risolve la partita del Braglia, è 1-0, 7 pieno quello trovato dall'ex centrocampista del Sassuolo, nulla da fare in questo caso per Caglioni. Sul fischio del direttore di gara termina 1-0, prima vittoria stagionale per il Bari.